Mario Ragno, segretario generale aggiunto a UIL FPL Venezia Veneto. Voi avete appena avuto l'incontro con i capigruppo, quindi del Consiglio Comunale di Venezia. Che cosa è venuto fuori da questo incontro? Allora, dall'incontro del capigruppo è uscita fuori la forte preoccupazione per lo stipendio dei dipendenti comunali, che per moltissimi è sceso sotto la soglia di povertà stabilita dall'Istat. Tutte quelle famiglie monoreddito sono in fortissima difficoltà. Da una parte il capigruppo riconoscono tutti questo, da un'altra parte c'è una sensibilità diversa, indipendentemente maggioranza-minoranza, perché anche nella maggioranza, diciamo, di questa città abbiamo sentito consiglieri veramente preoccupati e disposti a fare quanto possibile per trovare una soluzione. I tagli sono stati fatti da Giunta Zappalorto, i cui commenti dell'operato li conoscete, che sono sicuramente negativi, però adesso la scelta politica è se confermarli o no. Abbiamo chiesto alla maggioranza e all'opposizione di fare un esame di coscienza, di capire che le famiglie veneziane sono in crisi, quindi dei lavoratori ma sono anche cittadini, sono aumentate le tasse, sono aumentati i servizi e questo ricade in uno stato quasi di povertà dei dipendenti del Comune di Venezia. Abbiamo sentito alcune disponibilità e speriamo che prendano la decisione giusta. I lavoratori sono disperati oltre che arrabbiati, vogliono partecipare a riorganizzare il Comune perché deve essere riorganizzato, vogliono scelte chiare sulle responsabilità e questo qua abbiamo chiesto ai capigruppo e speriamo che ci sia un segnale di volontà di ascoltare i lavoratori, che sono quelli che erogano i servizi.